Tra l'ex stazione e la piazza ormai c'è una voragine. L'ex stazione è la Leopolda, dove Renzi e i suoi, che sono più di un manipolo, raccontano il loro PD e il nuovo governo italiano. La piazza invece è quella di San Giovanni a Roma, da dove il sindacato, 1 milione di voci, ha urlato al Premier tutta la sua rabbia contro il Jobs Act. Come due poli, col buco in mezzo. Renzi, che incassa appunti dagli imprenditori, agli occhi di molti lavoratori ha preso una deriva verso il centrodestra. Stamane in Electrolux a Susegana un grande Tazebaolo incorona Dux, accusandolo di indirizzare l'Italia verso una società violenta e arretrata. Le politiche di Renzi non sono più riconosciute come di sinistra. Con alcuni elementi che sono inquietanti, perché se diventa appunto sempre più elitaria, un'oligarchia ha poco a che fare con la democrazia del paese. Addio alla sinistra dunque? Ma che? I renziani respingono al mittente tutte le accuse di scissione interna. La Leopolda, dichiarano, è stato un confronto anche tra anime e opinioni diverse. E sulle politiche del lavoro si dicono molto più avanti del sindacato. Altro che articolo 18. Il precariato è già un format masticato e digerito, anche se con relativa gastrite, per i giovani. Sul mercato del lavoro pensare di rimanere ancorati al passato vuol dire lasciare un pezzo del paese fuori da qualsiasi diritto. E quel pezzo è la parte più giovane del paese. Io non credo che i nostri ragazzi si meritino questo. Quel milione di voci però chiede di essere ascoltato. Non si possono lasciare da sole le persone. Questo è il messaggio che credo che la piazza ha dato. Non si possono dividere, non si può alzare i nonni contro i nipoti o i genitori contro i figli. Tutte generazioni a cui Renzi dice che il posto fisso non esiste più, o forse lo dice la realtà. Il concetto che non c'è più il posto fisso è, a prescindere dall'articolo 18, c'è già oggi senza nessun cambiamento normativo, le aziende sono già dentro quel film. Come in ogni scontro che si rispetti però, contano anche i numeri, quelli del PD, sembrano pesantemente in calo, il sindacato invece. Noi come CGIL abbiamo quasi 6 milioni di iscritti e se noi ci confrontiamo con il PD, cioè, non c'è cosa, insomma, no?